Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento di preghiera, veglia diocesana per la pace, organizzata dalla Pastorale Sociale, dalla Caritas Diocesana, ufficio missionario, in collaborazione con l'Azione Cattolica Italiana. È un momento di preghiera che ci vede uniti per invocare da Dio il dono della pace e è superfluo ricordare quanto oggi abbiamo bisogno di questo dono, sia in Ucraina, Medio Oriente, sia nelle quasi 60 nazioni del mondo che sono in guerra, ma sia anche nei nostri rapporti quotidiani. Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace. Questo è il titolo del messaggio che Papa Francesco ha indirizzato alla Chiesa in occasione della Giornata Mondiale della Pace dello scorso 1° gennaio. Così ci scriveva il Santo Padre. All'alba di questo nuovo anno donatoci dal Padre Celeste, tempo giubilare dedicato alla speranza, rivolgo il mio più sincero augurio di pace ad ogni donna e uomo, in particolare a chi si sente prostrato dalla propria condizione esistenziale, condannato dai propri errori, schiacciato dal giudizio altrui e non riesce a scorgere più alcuna prospettiva per la propria vita. A tutti voi speranza e pace, perché questo è un anno di grazia che proviene dal cuore del Redentore. Anche oggi il Giubileo è un evento che ci spinge a ricercare la giustizia liberante di Dio su tutta la terra. Per questo vorremmo metterci in ascolto del grido disperato di aiuto che, come la voce del sangue di Abele, il giusto, si leva da più parti della terra e che Dio non smette mai di ascoltare. A nostra volta ci sentiamo chiamati a farci voce di tante situazioni di sfruttamento della terra e di oppressione del prossimo. Tali ingiustizie assumono a volte l'aspetto di quelle che San Giovanni Paolo II definì strutture di peccato, poiché non sono dovute soltanto all'iniquità di alcuni, ma si sono per così dire consolidate e si reggono su una complicità estesa. All'inizio di questo anno, pertanto, vogliamo metterci in ascolto di questo grido dell'umanità, per sentirci chiamati, tutti, insieme e personalmente, a rompere le catene dell'ingiustizia per proclamare la giustizia di Dio. Non potrà bastare qualche episodico atto di filantropia. Occorrono invece cambiamenti culturali e strutturali perché avvenga anche un cambiamento duraturo. Con questi suggerimenti e spunti che Papa Francesco ci offre, iniziamo stasera la nostra preghiera perché i cambiamenti del cuore, la speranza e la pace nascano a partire da noi e dai nostri piccoli gesti. Iniziamo con il canto a pagina 4, Venite fedeli. Venite,
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Accomunati dal desiderio di pace, vi accolgo con amicizia e auguro che la pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Onnipotente, Padre di tutti gli uomini, ci guidi con la forza del suo Santo Spirito. Perché restiamo saldi, con i piedi e il cuore ben piantati sulla terra, capaci di uno sguardo attento sulla realtà e sulle vicende della storia. Dio buono e misericordioso, che si è preso cura del mondo e dell'intera umanità, inviando il suo Figlio unigenito, ci aiuti a tenere il cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che ci accompagna con tenerezza e ci sostiene nella fatica. All'alba di questo nuovo anno donatoci da Dio nostro Padre, che si colloca all'inizio di quest'anno giubilare, guardiamo ai nostri cuori e consapevoli delle nostre fragilità, le presentiamo al Signore perché possa donarci la sua pace. Ci lasciamo ispirare nella nostra preghiera dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2025. Il Giubileo è un evento che ci spinge a ricercare la giustizia liberante di Dio su tutta la terra. Sentiamoci chiamati a dare voce a tante situazioni di sfruttamento della terra e di oppressione del prossimo. Tali ingiustizie non sono dovute soltanto all'iniquità di alcuni, ma si sono consolidate e si reggono su una complicità estesa. Per ogni ingiustizia ti chiediamo perdono, Signore. Kyrie, Kyrie. Ciascuno di noi deve sentirsi in qualche modo responsabile della devastazione a cui è sottoposta la nostra casa comune, a partire da quelle azioni che anche solo indirettamente alimentano i conflitti che stanno flagellando l'umanità. Si fomentano e si intrecciano, così, sfide sistemiche, distinte ma intercosse, che affliggono il nostro pianeta, in particolare alle disparità di ogni sorta, al trattamento disumano riservato alle persone migranti, al degrado ambientale, alla confusione colpevolmente generata dalla disinformazione, al rigetto di ogni tipo di dialogo, ai cospicui finanziamenti dell'industria militare. Per ogni conflitto che ci rende disumani, ti chiediamo perdono, Signore. Quando una persona ignora il proprio legame con Dio Padre, incomincia a covare il pensiero che le relazioni con gli altri
possano essere governate da una logica di sfruttamento, dove il più forte pretende di avere il diritto di prevaricare sul più debole. Per ogni azione iniqua di sfruttamento dei fratelli ti chiediamo perdono, Signore. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Il debito estero è diventato uno strumento di controllo, attraverso il quale alcuni governi e istituzioni finanziarie private dei paesi più ricchi non si fanno scrupolo di sfruttare in modo indiscriminato le risorse umane e naturali dei paesi più poveri, pur di soddisfare le esigenze dei propri mercati. A ciò si aggiunga che diverse popolazioni, già aggravate dal debito internazionale, si trovano costrette a portare anche il peso del debito ecologico dei paesi più sviluppati. Il debito ecologico e il debito estero sono due facce di una stessa medaglia di questa logica di sfruttamento. Per ogni peso che accogliamo i fratelli, ti chiediamo perdono, Signore. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Se ci lasciamo toccare il cuore da questi cambiamenti necessari, l'anno di grazia del Giubileo potrà riaprire la via della speranza per ciascuno di noi. La speranza nasce dall'esperienza della misericordia di Dio, che è sempre illimitata. Per ogni volta in cui non crediamo in te e non accogliamo la speranza che viene da te, ti chiediamo perdono, Signore. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Preghiamo. Dio della pace, non ti può comprendere chi semina la discordia, non ti può accogliere chi ama la violenza. Dona a chi edifica la pace di perseverare nel suo proposito e a chi la ostacola di essere sanato dall'odio che lo tormenta, perché tutti si ritrovino in te che sei la vera pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima di sedere, ancora un momento di preghiera, di invocazione allo Spirito Santo. Dopo aver invocato il perdono di Dio e aver affidato a Lui la nostra vita, chiediamo il dono dello Spirito perché trasformi il nostro cuore e ci apra all'amore. Vieni Spirito d'amore, riempi il cuore della Chiesa.
Abbiamo invocato la misericordia, abbiamo invocato il dono dello Spirito, quello Spirito che il Signore ci offre per superare le nostre fragilità e il nostro peccato. Ora ci mettiamo in ascolto di alcune testimonianze entrando nella prima parte di questa veglia. Si tratta di esperienze di mediazione, di impegno per la giustizia, per la pace anche, situazioni di servizio al prossimo, realtà anche di vita quotidiana. Sono racconti che ci aiutano a guardare oltre le guerre e le violenze, per cogliere la bellezza di una speranza, di un bene possibili. Saranno sguardi progressivi che, a partire dal contesto internazionale, ci aiuteranno ad entrare nella nostra realtà locale e anche nella nostra vita personale. Di fianco a questa pagina trovate un post-it colorato nel quale potete segnare, mentre ascoltiamo le 3 testimonianze che si susseguiranno, alcune parole chiave che poi trasformeremo in preghiera. Ciò che ci colpisce di questa o dell'altra testimonianza lo annotiamo qui, in modo che poi possa diventare una preghiera che offriamo al Signore. Il primo intervento di questa sera è di Beppe Pedron, è referente di Caritas Italiana per l'Asia, e lasciamo a lui la parola perché ci spieghi il senso del suo lavoro e anche dentro uno sguardo internazionale dove i conflitti anche in Asia purtroppo non mancano. Grazie Don Andrea, buonasera a tutti. Mi fa piacere essere qui perché come Caritas noi siamo in giro per il mondo, però è interessante questo legame che ha fatto Don Andrea tra internazionale e globale, perché in realtà è tutto molto molto connesso e guarda caso noi abbiamo vissuto come famiglia per quasi 15 anni in Asia, particolarmente in Sri Lanka, adesso ne parlerò rapidamente. Ma qui da piccolo in questa chiesa venivo con mia nonna a messa, perché sono un po' di queste zone, quindi veramente l'internazionale e il locale, il globale e il locale che si uniscono. Dicevo che diceva Don Andrea, sono il referente per l'Asia di Caritas Italiana, faccio questo mestiere, questo servizio, questo ruolo ormai da una ventina di anni, e appunto abbiamo vissuto per 15 anni, si dice nel nostro mestiere, basato in Sri Lanka, cioè con sede in Sri Lanka, ma in realtà seguendo un po' tutta l'Asia, che è un posto, l'Asia, un continente con molti conflitti, molte guerre, e ho avuto, grazie a questo mestiere che faccio perché era il mio sogno di bambino, ho avuto la sfortuna, ma la fortuna umana, di poter essere presente in questi territori anche. Lo Sri Lanka è un paese che ha avuto 26 anni di guerra civile, terminata nel 2009, noi abitavamo già lì, quindi abbiamo visto le fasi finali della guerra. Proprio l'ultimo giorno della guerra io ero in missione al nord, che era la zona un po' più segnata da questo conflitto, ero in missione al nord e succedeva proprio quello che si legge nei testi, scorreva il sangue, nel senso che eravamo negli ospedali, arrivavano i feriti e scorreva veramente il sangue, cioè una guerra cruenta di cui quasi nessuno sa nulla, ok? È finita ormai qualche anno fa, ma è uno di quei conflitti di quei paesi, quasi lo Sri Lanka, dimenticato. Lo citava Don Andrea prima, sono quasi 60, sono 56 i conflitti dimenticati. In Asia ce ne sono tanti, penso appunto allo Sri Lanka, penso quando sono stato al confine indo-pakistano. Nessuno di noi lo sa, ma in India, nessuno di noi, tanti di noi lo sanno, però non ci ricordiamo, ecco, mettiamola così, non ci ricordiamo che ogni giorno quel confine indo-pakistano è teatro di tafferugli, di scambi di artiglieria, è teatro di morte. E stare sul confine indo-pakistano, dove qui c'è l'India e lì dove c'è la porta della chiesa, facciamo un po' più distante, c'è il Pakistan, e questi soldati, che sono esseri umani, che si guardano per dovere, per missione, si guardano in cagnesco, ma poi sono tutti esseri umani che stanno appunto a vigilare su questo terreno di conflitto. Dicevamo di questi conflitti dimenticati, non è solo l'Asia, pensiamo al Sudan, il Sud Sudan, nel 2023 si è riacceso questo conflitto fortissimo, con bisogni umanitari per 15
16 milioni di persone nel 2023 che diventeranno 30 nel 2025, bisogni umanitari per 30 milioni di persone, metà Italia, metà Italia con bisogni umanitari. Pensiamo, e perché leghiamo, se ne parlava prima, l'ingiustizia è una delle basi della guerra. La disequa distribuzione delle ricchezze, la iniqua distribuzione delle ricchezze è una delle basi della guerra. Papa Francesco citava nel messaggio, cita l'ecologia, cita il debito. L'ecologia, il disastro ecologico, il riscaldamento globale che stiamo vedendo, l'abbiamo per una buona parte generato al nord globale, ne paga il prezzo il sud globale. Non è una storia nuova, no? È una storia che conosciamo per tantissime cose, anche per quanto riguarda questo riscaldamento globale, questo cambiamento climatico, chiamiamolo poi con tutte le declinazioni che vogliamo. Sud America, per restare in Asia, mi viene in mente il Myanmar. In Myanmar c'è stato un colpo di Stato nel 2021, c'è la guerra attiva, ci sono eserciti, perché non c'è solo l'esercito, ci sono eserciti diversi che si bombardano, ci sono colpi di artiglieria, ci sono villaggi negli stati del Chan State, il Chin State, gli stati confinanti ai confini del Myanmar che vengono costantemente bombardati dall'artiglieria del governo e da degli eserciti che si sono formati nei diversi gruppi etnici. Pensiamo al Sud America, giusto per citare un ultimo conflitto dimenticato, il Venezuela. Ogni giorno 2000 persone escono dal Venezuela e migrano per andare in altri posti. 2000 persone. Ormai una delle cose che abbiamo fatto, che facciamo nelle guerre, è quello di disumanizzare la guerra e quindi disumanizziamo la pace. Cioè non è più gli esseri umani, sono dei migranti. La storia sui migranti, la retorica quasi nauseabonda sui migranti che sentiamo costantemente dalla politica, anche dalle chiacchiere da bar, dalle chiacchiere da social media, ci racconta questo, la disumanizzazione invece della guerra. Però noi siamo qui per parlare di pace e quindi parliamo anche di pace, ma parlare di pace è complesso. Partiamo dalle guerre, parliamo della pace, però è complesso. Voi probabilmente me lo insegnate voi, la parola complesso indica un qualcosa di costruito con dei nodi, quindi di qualcosa che non si può districare. È come se avessi una rete collegata e la rete con tutti i nodi legati ha un senso. Quando io sfilo questi nodi restano solo dei fili singoli. Ecco, la pace è complessa. Lavorare sulla pace richiede lo sguardo globale di cui parlavamo, richiede lo sguardo locale, richiede lo sguardo del mondo, ma anche lo sguardo intimo, lo sguardo dentro di noi. È una complessità di fattori, di situazioni che portano alla pace, che costruiscono la pace o non la costruiscono. Mi vengono in mente alcune esperienze da raccontarvi, poi alcune, giusto 2 piste, e poi vi lascio le altre testimonianze, alcune esperienze proprio dello Sri Lanka, di questo conflitto in Sri Lanka. Una prima esperienza interessante era quella che, come Caritas, ma non è per dire quanto fossimo bravi in Caritas, lo facevano anche altre organizzazioni, alcuni meglio, alcuni meno bene. Noi avevamo la fortuna, essendo la Chiesa, di essere in entrambi i terreni. Eravamo l'unica organizzazione che poteva stare nel terreno tamile e nel terreno singalese, perché queste erano le 2 forze contrapposte, no? Era una guerra civile interna, etnica, su base etnica, poi insomma ovviamente politicizzata e tutto il resto. Una cosa che facevamo era di mettere le persone che si incontrassero. E uno dice che cosa c'è di particolare? Evidentemente, e se ci pensiamo nelle nostre guerre, nei nostri conflitti, è proprio questo che manca. Le persone si incontravano, le persone tamil, le persone singalesi, e passavano assieme del tempo, ovviamente mediati dai nostri operatori, passavano assieme del tempo e si parlavano, perché ovviamente parlavano lingue diverse, quindi non si capivano. E della lingua diversa e si scoprivano. Poi i giorni dopo andavamo a fare un po' di raccolta come era andata, ma sai che anche loro fanno questo, anche loro vivono questa sofferenza, anche loro fanno questa cosa qua. Il parlarsi di lingue, e le lingue non è solo quella della voce, l'italiano che adesso mi sentite parlare e capite, è la lingua dei gesti, la lingua dei simboli, la lingua delle culture diverse, la lingua delle emozioni. È un percorso di imparare a fare questo processo. Per imparare a fare questo processo c'è una prima cosa da fare e che appunto guidavamo e guidiamo noi stessi, che è quella di fare silenzio. È la prima cosa, che non è stare zitti. Stare zitti vuol dire smettere di parlare. Fare silenzio vuol dire creare spazio, uno spazio in cui queste lingue hanno possibilità di incontrarsi. Ecco, facciamo
si fanno dei programmi apposta per fare questa cosa qua, per incontrarsi, per fare spazi di silenzio, di accoglienza, spazi che permettono di discernere e poi scegliere dove muoversi. Perché sennò è tutta una reazione, è tutta la reazione della paura, e allora sì che nasce e sale, 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 aumenta il conflitto. A proposito di lingua mi viene in mente che quando io andavo appunto in missione al nord, ovviamente parlando inglese e parlo anche una delle lingue locali che è il cingalese, io traducevo tra i soldati e i nostri colleghi del nord che parlavano inglese e tamil ma non parlavano il cingalese, e io dai soldati capivo il cingalese ovviamente e lo traducevo ai nostri operatori del nord. E allora quello che era un posto di blocco normalmente sarebbe stato supertensione, fucili spianati, perquisizione costante, paura, urla e tutte queste dinamiche aggressive si scioglieva, un po' perché c'ero io ovviamente, quindi quando c'era un occidentale che parla la lingua è tutto più semplice, ma anche perché c'era la comunicazione, quindi l'importanza di parlare le lingue. Ma non è la lingua, ribadisco, non è la lingua, l'idioma, è la lingua in senso ampio. Un'altra esperienza interessante è quella di abbiamo aiutato a formarsi una task force, non so come tradurlo, un comitato dei vescovi dello Sri Lanka, perché guarda caso anche nella Chiesa c'era lo stesso divario tra vescovi tamili e vescovi singalesi, e anche nella Chiesa c'era da fare questo lavoro di mediazione, questo lavoro di capirsi, questo lavoro di non prendere posizioni politiche o ideologiche, ma di umanizzarsi. Questa task force, questo gruppo di vescovi che si occupava della pace, cioè in maniera creativa per pensare strumenti nuovi, per pensare cose nuove per costruire la pace, perché altrimenti si va avanti sulla guerra. E come è successo in Sudafrica, qualcuno di voi l'avrà studiato, molti di voi l'hanno studiato sui libri di testo, in Sudafrica la Commissione per la riconciliazione, Desmond Tutu, eccetera, anche in Sri Lanka è nata una commissione si chiama per le elezioni apprese per la riconciliazione, un'esperienza non sempre di successo, però insomma con molte audizioni, molti processi di giustizia. In questa commissione la Bishop Peace Task Force, questo comitato per la pace di cui parla dei vescovi, ha avuto un ruolo fondamentale, quindi il costruire per anni questa commissione poi ha portato a livello governativo di essere la Chiesa all'interno del processo di pace. Un'altra esperienza mi viene in mente, ad esempio in questo momento stavo cercando di fare un salto un po' più attuale. Il nostro governo italiano, il Ministero degli Affari Esteri, ha finanziato a Caritas Italiana un progetto che è partito ufficialmente 4 giorni fa, il 1° gennaio, si chiama Peace Med, ed è un progetto per fare formazione e educazione alla pace in 5 paesi del Mediterraneo. Perché è interessante? È interessante perché il nostro governo, che pure finanzia armamenti, che pure dà soldi per la difesa, e noi queste cose dobbiamo saperle, dobbiamo informarci, perché altrimenti siamo ignoranti e disumanizziamo, ci ricordiamo, no? La guerra, che pure fa questo, aiuta anche questi tipi di processi. Quindi interessante la destra che non sa cosa fa la sinistra, ma interessante anche che ci siano comunque anche dei movimenti in questo senso. Va bene, non vi annoio, però mi vengono in mente solo, senza parlare di altre esperienze, mi vengono in mente delle possibili piste per lavorare sulla pace. La prima che mi viene in mente è molto semplice, ma non ci pensiamo spesso: investirci. Che vuol dire metterci soldi, metterci risorse umane competenti. Perché spesso noi investiamo un sacco su altre cose, investiamo tanto su progetti umanitari, su assistenza, tutte cose sacrosante, progetti di sviluppo che, come abbiamo detto, servono per seminare la pace o per togliere i semi della gramigna del conflitto e della guerra. Però investire. Se noi guardiamo quanto si investe in progetti finalizzati alla pace, quanto si investe invece in progettazioni di altro tipo, c'è una grossa disparità. E investire con delle competenze. Non basta dire, come si faceva un tempo, adesso dai fate i bravi, dite che fate pace e volete bene, non funziona così. È molto complessa, l'abbiamo detto, qualcuno di voi probabilmente lo sa, ma esistono 199 metodi codificati di protesta non violenta. E noi ne sappiamo un paio, al massimo facciamo un po' di picchettaggio fuori da una fabbrica quando ci stanno licenziando, al massimo un po' di comunicazione non violenta, questo 199 ce ne sono, ma riproviamo tutti i 199 prima di arrivare,
Forse no, forse appunto investire in queste cose qua è importante, quindi investire soldi, risorse. Un'altra cosa, il Papa parla, rimetti a noi i nostri debiti, l'abbiamo letto nell'introduzione, forse si capisce bene, ma spieghiamolo ancora meglio, non è solo un richiamo al Padre Nostro, vuol dire proprio rimetti i debiti. La campagna giubilare del 2000 è stata di estremo successo con la remissione del debito. La campagna di quest'anno, del Giubileo del 2025, chiede ancora la remissione dei debiti ai paesi poveri. La situazione è cambiata, i debiti nel 2000 erano debiti di Stato, i debiti adesso sono di fondi privati. Quindi, giusto per dire due parole soltanto, ma quando un governo annulla il debito a un altro governo del sud globale, i soldi che gli vengono annullati non vengono investiti in sanità, istruzione, welfare, tutte queste cose qua, vengono investiti per ripagare i debiti dei fondi privati che li soffocano. C'è qualcosa che non funziona. La campagna del Giubileo è una campagna che sostiene anche Caritas Italiana, che sta partendo adesso, si chiama Cambiare la rotta, e insieme a Caritas Internazionali si lavora proprio su questo. È la parte di fare advocacy, di uscire, di parlare, di scuotere i governi, scuotere le coscienze sul fatto che rimetti a noi i nostri debiti vuol dire anche questo, vuol dire proprio rimettere il debito. L'ultima cosa che mi viene in mente, molto importante, è sul fare educazione alla pace. Io ho la fortuna di insegnare anche in delle scuole, di occuparmi proprio di quelle che si chiamano delle competenze umane. Insegnare ai nostri ragazzi, perché altrimenti di nuovo il linguaggio, no? Non si parla questa lingua. Insegnare ai ragazzi cos'è la pace. E non è di nuovo datevi la mano, vogliatevi bene, non basta. Vuol dire parlare di metodo non violento di risoluzione dei conflitti, vuol dire parlare di relazioni efficaci, parlare di comunicazione efficace, parlare di regolazione emotiva, vuol dire parlare di scelte ponderate, ma non vuol dire è educare, lo sapete meglio di me, non è istruire, non è infilare qualcosa alla testa ai ragazzi, ma tirare fuori, educare, quindi è lavorare assieme creando questi spazi di educazione. Per fare tutto questo, e poi veramente vi lascio, per fare tutto questo, una cosa su cui noi operatori umanitari che ci occupiamo di queste cose siamo chiamati ogni giorno, perché veramente a volte è impegnativo essere convinti, perché poi fai dei progetti, poi torni, non ha funzionato, ritorni, non ha funzionato, e ci sono poi quelli che si mettono in mezzo, che bloccano tutto, eccetera. È coltivare la speranza. Dove coltiviamo la speranza che questa pace sia possibile. Ognuno ha il suo metodo, io dicevo, lavoro molto appunto con i giovani, per me lì è coltivare la speranza perché c'è una potenzialità immensa ed è una ricchezza meravigliosa. Dove coltiviamo la speranza perché questa pace sia possibile? Ognuno poi ha i propri spazi di coltivazione della speranza, perché appunto l'universale, il globale, la pace del Myanmar, la pace dello Sri Lanka, la pace dell'Ucraina, della Russia, dei conflitti dimenticati o meno, dipende molto anche dalla nostra pace, è molto, molto, molto locale, ma così locale da essere intima, da essere interiore. E allora provare, agendo, facendo delle cose che questo sia possibile, veramente è forse il compito che ci diamo qui. Siamo qui per parlare di pace, proviamo ad agire anche la pace. Grazie. Qualche secondo di silenzio mentre ringraziamo Beppe per la sua testimonianza, per annotarci quella 1, 2, 3 parole che desideriamo custodire dalla testimonianza che abbiamo ascoltato.
Fiorenzo Sonego di Orsago fa parte del gruppo diocesano Il Nodo, Volontari per il Carcere, che fa capo alla Caritas diocesana. Ci racconta un po' il suo impegno, la sua testimonianza, il suo modo di vivere questo servizio a favore dei carcerati. Meglio chiuderli dentro in galera e buttare via la chiave. Quante volte abbiamo sentito questa frase riferita a qualche persona che si è macchiata di gravi reati? È una frase che tocca il nostro mondo emotivo più profondo. Di fronte a un delitto che ferisce profondamente l'umanità, vorremmo rispondere con altrettanta disumanità nel tentativo di raggiungere la giustizia secondo l'antica legge occhio per occhio, dente per dente. Non so se questo sia il modo migliore per fare giustizia. Non è creando ulteriore dolore che si può lenire ferite profonde. Vendicarsi, insomma, non ci rende migliori. Se vado a leggere cosa dice la nostra Costituzione italiana, ce lo ricorda a chiare lettere. L'articolo 27. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È la Costituzione, non è il Vangelo. Forse diventa più facile guardare con umanità a chi si è reso disumano, con qualche grave reato, se proviamo almeno una volta a incrociare lo sguardo. Guardare una persona in faccia senza dir niente può davvero disarmare. Succede quasi di rispecchiare se stessi nel volto dell'altro. Se poi si ha il tempo e la pazienza di ascoltare la storia, si incomincia a capire che quel reato commesso forse è frutto di una vita sbandata, spesso perché non è stata amata e non ha avuto occasioni e possibilità di tirar fuori il meglio di se stesso. Certo, questo non vuol dire giustificare a priori qualsiasi azione o reato, ci mancherebbe, ma dietro l'errore di chi ha sbagliato rimane una persona con la sua dignità e spesso con la sua voglia di riscatto, di cambiamento, di un futuro diverso. Attraverso il gruppo Il Nodo, che si può leggere anche come dono, anagrammandolo, abbiamo pensato in questo modo il nome del nostro gruppo, che fa capo alla nostra Caritas diocesana, mi è capitato di entrare diverse volte in carcere a Treviso e di conoscere diverse persone che sono recluse lì. Ognuno ha una sua storia da raccontare, naturalmente. Mi ha impressionato le prime volte tutta la procedura per poter entrare, documenti da esibire, grandi cancellate, il rumore dei chiavistelli che si aprono e chiudevano al nostro passaggio, i lunghi corridoi grigi, blu, un mondo all'interno del carcere che vive in parallelo rispetto al mondo fuori. Con il gruppo Il Nodo, appunto, cerchiamo di mettere a disposizione un po' di energie per fare qualche piccolo servizio. La distribuzione del vestiario, l'animazione di alcune messe durante l'anno, il corso biblico e altri progetti in fase di avvio
come quello dei colloqui con i detenuti che non hanno parenti che li vanno a trovare. Tentiamo, insomma, di mettere un po' del nostro tempo e della nostra umanità a servizio di quelle persone per dare a loro un po' di calore umano. In diverse occasioni il mio servizio si è tradotto nella disponibilità ad affiancare qualche detenuto che aveva l'autorizzazione dai magistrati per una giornata di permesso premio. Insieme abbiamo vissuto qualche ora di normalità, giocando, fumando, preparando il pranzo. Abbiamo parlato di cose semplici, automobili, lavoro, luogo di nascita, luogo di villeggiatura. A volte siamo rimasti anche in un assordante silenzio. Con qualcuno ho visto anche un cammino, un percorso, un cambiamento, fatto di piccole cose. Per esempio, nel riservarci un momento di preghiera prima di mangiare il risotto che avevamo cucinato insieme. Questo contatto con le persone che sono in carcere mi ha fatto maturare il pensiero che dopo tutto esse non cerchino altro che una normalità di vita, fuori da ogni etichetta e da ogni pregiudizio. Normalità che forse i detenuti non hanno mai potuto godere, né dentro né fuori le mura del carcere. Camminando insieme con loro non mi sono sentito diverso o privilegiato, come spesso accade quando ci si rivolge a qualche servizio di volontariato. Ho ricevuto di più di quanto non abbia donato. Vedendo il vestiario da loro indossato, la giacca o il maglione, e sapendo che prima, in fase di distribuzione, era passato anche per le mie mani, ho spesso sentito un senso di reciproca appartenenza. Ecco, forse è proprio questo che vorrei fare e dire. La mia umanità e l'umanità delle persone che sono in carcere non sono umanità diverse. Siamo accomunati dalla stessa appartenenza. E non soltanto con i detenuti, ma anche con il personale che in carcere lavora, con impegno che talvolta è ammirevole. Ma penso anche ai parenti dei carcerati che anche in modo meno visibile vivono con sofferenza la lontananza e lo stigma che colpisce tutta la famiglia. Non è facile per me dire questa esperienza del carcere e questa sensibilità che in me sta maturando. È difficile comprenderla se non si sono varcate le soglie di un carcere. Eppure è quello che cerchiamo di fare con il nostro gruppo, con il Nodo, appunto, portando la nostra testimonianza, la nostra esperienza anche nel territorio, per rendere tutti un po' più sensibili sul tema della giustizia e del carcere. Non si tratta di trovare soluzioni. Si rischierebbe di cadere nella retorica, nell'ideologia, nel buonismo o nel giustizialismo. Semplicemente mi piacerebbe che potessimo farci qualche domanda in più e aprire gli occhi da quella parte di umanità che vorremmo scartare, perché ci spaventa. Eppure anche quella parte di umanità ci appartiene e ad essa siamo legati nel vincolo di fraternità.
Talvolta, tornando a casa dopo aver partecipato ad una celebrazione eucaristica domenicale mia, mi viene da fare dei parallelismi tra la parola di Dio e il vissuto quotidiano. Lo trovo un sincero aiuto a comprendere maggiormente dove posso migliorare come impegno cristiano. E da quella parola, infatti, che la fraternità può ancora prendere forma, ispirazione e sostanza. Un ultimo particolare che diventa un augurio per tutti. Qualche settimana fa alcuni di noi del Nodo hanno incontrato i gruppi giovani di una grande parrocchia della nostra diocesi. Siamo tutti rimasti contenti, noi e loro, per questa occasione. È lì che ci sentiamo confermati nella speranza, sapere che raccontare il mondo del carcere e il senso del nostro servizio può aprire qualche spiraglio nel cuore di qualcuno, soprattutto dei giovani, per aiutare a leggerli la realtà, non solo giudicandola dall'esterno, ma impegnandosi a renderla più umana e per questo più evangelica. Dopo lo sguardo internazionale, lo sguardo alla realtà della nostra diocesi, delle nostre comunità, l'ultima testimonianza riguarda quanto può accadere tra le mura domestiche, anche delle case dei nostri paesi. Non ci sembrava il caso, in questa circostanza, di chiamare qui qualcuno a raccontare la propria esperienza, ma ascoltare una delle tante vittime di violenza domestica che ci offre per iscritto la sua testimonianza. Come tante altre capitano presso i servizi sociali o anche nella nostra Caritas in cerca di aiuto e di una mano. Ascoltiamo questa testimonianza di Anna Maria Spina, attrice vittima di violenza domestica. La cosa più difficile è stata essere creduta. Io non avevo prove, non avevo testimoni, non avevo lividi. Una donna che subisce violenza ha sempre un occhio nero. Io non avevo neppure un'unghia spezzata, perché la mia violenza era fatta di pugni sferrati con gli sguardi, di calci dati con le parole, di schiaffi assestati con le assenze, i silenzi e i rifiuti. Era una violenza morale, psicologica, di quelle che non lasciano segni esteriori, anche se dentro la tua anima è tumefatta e tu sei peggio di una che agonizza nella sua pozza di solitudine. Alberto era il ragazzo più affascinante della comunità all'università, corteggiato da tutte le mie amiche. A me invece non interessava e forse avevo visto giusto. Anni dopo l'ho incontrato a una cena di lavoro. Uscivo da una grossa delusione d'amore e lui ha cominciato a farmi il filo in maniera insistente. Credo di essermi lasciata conquistare più dal suo successo, dalla facciata, che da un reale innamoramento. Nell'intimità non provavo quel coinvolgimento fisico e sentimentale che dovrebbe essere il segnale e la base dell'amore, di una relazione sana e profonda. Alberto era distante,
frettoloso, dispotico. Però poi in pubblico declamava il suo amore per me e mi riempiva di attenzioni e regali, facendomi sentire invidiata da tutte. Nel giro di pochissimo tempo siamo andati a vivere insieme e lui, subdolamente, ha cominciato ad avvolgermi in una sottile tela di ragno. Io ero un insetto paralizzato e difendevo il ragno danzante che mi aveva ipnotizzata e prendeva per sé tutta l'attenzione, lasciandomi svuotata. Il primo filo con cui mi è intrappolata è stato quello dell'insicurezza fisica. Quando la mattina uscivo per andare a lavoro, Alberto mi lanciava un'occhiata di disgusto, oppure mi strizzava il braccio. Stava zitto, ma era come se dicesse: hai la cellulite anche sulle braccia. Dopo un'ora di preparativi, una sola occhiata riusciva a farmi sentire a disagio, disordinata. Una delle mie colleghe, Sabrina, mi fece notare che da quando stavo con lui non sorridevo più e che avevo perso smalto e intraprendenza in ufficio. Me la presi molto e troncai ogni relazione con lei. Non ammettevo che qualcuno criticasse Alberto, pensavo fosse solo invidia. Invece aveva ragione e forse mi stava solo tendendo una mano. Io ero un insetto paralizzato e difendevo il ragno danzante che mi aveva paralizzata e prendeva per sé tutta l'attenzione, lasciandomi svuotata. Iniziando dai miei punti deboli, Alberto era riuscito a minare lentamente anche le mie certezze. Non mi guardavo più allo specchio, per strada tenevo gli occhi bassi, evitando di incrociare altri sguardi. Avevo paura che tutti vedessero le mie braccia grassocce ed entravo in confusione, persino se qualcuno mi chiedeva un'indicazione stradale. In ufficio cercavo di farmi notare il meno possibile, declinavo gli inviti delle amiche e avevo rinunciato anche all'ora di Pilates. Non facevo più nulla che non fosse per lui. Finito il lavoro correvo a casa a preparare la cena o a stirare la sua tuta da calcetto, terrorizzata dalle sue minacce ogni qualvolta mancava qualcosa. Ma qualsiasi cosa facessi era sbagliata. Una sera, rientrando dalla partita, mi aveva lanciato la sacca, ordinandomi di caricare la lavatrice. Ma la sacca non era stata nemmeno aperta. Non si era accorto che dentro mancavano gli scarpini e la divisa. Avevo dimenticato di metterli ed avevo passato la serata immaginando terrorizzata la sua reazione. Caricai la lavatrice ridendo silenziosamente. Il giorno dopo andai da Sabrina e glielo raccontai. Lei mi abbracciò felice. Ebbe inizio così la nostra amicizia, una preziosa sorellanza che mi ha salvata. Dopo qualche giorno, accorgendosi che sorridevo, mi guardavo allo specchio e non ascoltavo più le sue critiche, Alberto iniziò ad essere più violento e una mattina, invece di stringermi il braccio, mi afferrò per il collo. Quel giorno trovai il coraggio di andare dai carabinieri. Ma l'ha minacciata di morte o no? Mi chiese il maresciallo da cui mi aveva accompagnata Sabrina. Non ha parlato, ma il suo sguardo era eloquente, risposi. E signorina, qui non facciamo processi alle intenzioni. Mi azzittì, facendomi sentire una visionaria matta. Almeno ce l'ha un referto del pronto soccorso? No, non ce l'ho. Ancora non hanno inventato la TAC per le minacce. Arrivederci, maresciallo. Vado con Sabrina e con tutte le altre donne che sanno di cosa sto parlando. E se qualcuna di voi ha bisogno del nostro aiuto, venga pure a cercarci nei centri antiviolenza.
nell'attesa che anche le istituzioni prendano coscienza di cosa sia e come funzioni veramente la violenza domestica. Le parole possono uccidere. Per fortuna io l'ho capito in tempo. L'ho scampata e adesso lo grido al mondo. Mi guardo allo specchio e vorrei urlare: sono viva, posso guardarmi, esisto. Giulia ha dato voce ad Anna Maria Spina, che oggi ha 45 anni. Vive con il marito Michele a Catania e con i suoi 2 figli di 14 e 10 anni. Lei fa l'attrice. Quel giorno del 93 poteva essere l'ultimo della sua vita. Nella sua vita ha proprio vissuto una storia di violenza e ha scelto di portarla nel palcoscenico per dare voce a tutte le donne che voce non hanno. Ha unito l'impegno civile all'arte, portando la sua testimonianza a teatro con il monologo Sei mia, che erano le parole che le diceva il suo compagno quando erano insieme. Ma non era una dichiarazione d'amore, era una minaccia. Nessun uomo può considerare la sua donna una proprietà. La violenza domestica accade spesso nella porta accanto. È subdola perché non si vede, ma si può sentire per vicinanza umana. E alle volte basta una piccola parola, un come stai, uno sguardo diverso, per far sì che la persona si apra e si racconti. Ed è possibile così aiutare donne, uomini e bambini che vivono queste situazioni, per accompagnarle ai centri di antiviolenza, ai centri di ascolto della Caritas o ai servizi sociali. È necessario credere che tutti abbiamo diritto di essere felici e di stare bene, qui e in tutto il mondo. Lo spazio del silenzio, della mediazione, del dialogo, così ce l'ha raccontato in uno dei suoi passaggi Beppe, come impegno per costruire la pace a livello internazionale, la capacità di uno sguardo diverso, di dedicare tempo, di ascoltare la vita delle persone per non emettere soltanto giudizi, ma essere capaci di ascolto. Così ci ha detto Fiorenzo nel suo intervento di volontario in carcere, la capacità di una parola amica che aiuti a far vedere una violenza perpetrata, così ci è apparso dalla testimonianza di Anna Maria Spina. Probabilmente queste e molte altre parole abbiamo annotato mentre ascoltavamo le testimonianze. Ora vorremmo aprire una porta, la porta del cuore di Dio. Qui è rappresentata, ci richiama anche la porta santa che Papa Francesco ha aperto a San Pietro e in un carcere e nelle basiliche di Roma. Porte sante che ci indicano la possibilità di una speranza nuova, di un bene possibile, di un perdono, di una misericordia che possono aiutare a cambiare la realtà nella forma del dialogo, del non giudizio, della non violenza, del consiglio di un amico. Ora ci muoviamo un po', così ci scaldiamo anche. Durante il canto, chi lo desidera può presentare questo foglietto che ha compilato ascoltando le testimonianze, portandolo qui, appendendolo a questa porta. Ci rappresenta la porta del cuore di Dio, ci rappresenta la porta di un futuro nuovo, di una speranza possibile. Attacchiamo su queste parole, sulla porta.
Certo, vivere il perdono e la pace non è cosa facile, è una speranza da invocare come dono di Dio, come ci ha insegnato Gesù a fare nel Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti. E occorre che a questa richiesta si accompagni anche la nostra disponibilità personale a varcare la porta stretta della conversione e del dono di sé, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ci alziamo in piedi e apriamo la porta del nostro cuore acclamando alla parola di Dio con il canto. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glielo chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Parola del Signore. Lode. Tre brevi pensieri a partire da questo brano del Vangelo di Matteo, ma anche nel contesto più ampio delle testimonianze e delle parole che abbiamo sentito questa sera. Il primo pensiero, anzitutto a partire dalle parole di Gesù: chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Ci viene un primo messaggio: perché nel mondo cresca la pace, la mentalità della pace, l'opera di pace, bisogna pregare.
bisogna pregare. Forse preghiamo troppo poco, oppure preghiamo solo occasionalmente. Pregare, per usare una parola di San Paolo che ho avuto modo di commentare la sera dell'ultimo dell'anno, in spe contra spem, nella speranza contro ogni speranza. È un'espressione che San Paolo usa nelle lettere ai Romani per parlare della fede di Abramo. Abramo credette in spe contra spem, sperando contro ogni speranza. E cosa vuol dire questa espressione? Ci sono delle cose per cui noi ci rendiamo conto o ci convinciamo che non vale neanche la pena di cominciare o di pregare, perché non vale la pena di sperare. Una di queste è la pace. Sembra così ovvio che la pace non possa esserci, perché che sembra quasi inutile sperare e di conseguenza pregare. Ecco, credo che questo rischio possiamo anche correrlo, e quindi quello che ci dice Gesù, dice chiedete, cercate, bussate, con un'insistenza invadente, dice in un altro testo, quello in cui ricorda quell'amico che va da un altro amico a chiedergli di dargli dei pezzi di pane perché è arrivato un suo conoscente di notte, eccetera, eccetera. E gli altri gli dice no, lasciami stare, sto dormendo, i bambini sono qui con me, no, bim bum bam. E se non lo ascolta per amicizia lo ascolterà almeno per la sua invadenza, hanno tradotto così, proprio invadenza. Quindi ecco, un primo messaggio, proprio insistere, bussare, chiedere senza stancarsi. Cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Secondo pensiero, ovviamente non basta pregare, occorre anche agire, fare. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo agli altri. È quella che viene chiamata la regola d'oro. Qualcosa di simile, lo sappiamo, è presente anche in altre tradizioni religiose. Tuttavia in negativo, cioè tutto quello che non volete che gli uomini facciano a voi, non fatelo a loro. E Gesù dice, tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo a loro. È ben diverso. Quel volete, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, quel volete può essere tradotto legittimamente come desiderate, tutto quanto desiderate che gli uomini facciano a voi, perché è un volere di desiderio. E se facciamo questa sostituzione, appare chiaro che la misura del nostro agire verso gli altri è il desiderio che noi nutriamo nel nostro cuore di essere rispettati, accolti e amati. A questo desiderio non c'è limite. Perché il desiderio va oltre ogni limite, quasi a dirci ciò che tu devi fare di buono agli altri non ha limite. E proprio per questo è un impegno che coinvolge tutta la tua vita. Un impegno che, prendendolo sul serio, sembra quasi disumano. Tant'è vero che di fronte a certe pagine radicali di Gesù in cui dice di amare addirittura i nemici, no? Fate del bene a quelli che vi perseguitano, eccetera. È disumano, non è possibile, mentre è ciò che maggiormente umanizza l'agire umano. Di fatto. È così. Quando si incontrano persone che danno la vita pur di perdonare, si resta senza parole. Che poi tu dica, ma io non sarò mai capace di fare questo? Può essere, però quello, capisci, quello è un uomo, quello sì è un uomo. Ecco, pregare, secondo, fare in maniera commisurata il tuo desiderio, cioè senza limiti. Quante volte devo perdonare mio fratello? 7 volte? 70 volte 7, cioè sempre. Infine, terzo pensiero, Gesù ci fa capire che questa indicazione, come veniva ricordato poco fa, nel testo, no, che detto
non è facile vivere il perdono e la pace, che tutto questo è qualcosa di faticoso. Entrate per la porta stretta, dice Gesù. Cosa vuol dire entrare attraverso la porta stretta? Istintivamente la prima spiegazione è proprio questa. Ci viene da rispondere, è stretta questa porta perché è faticosa. Non credo sia sbagliato, penso che sia un'interpretazione corretta. Stretta, e dice no, quanto stretta è angusta la via che porta. Ma ho trovato una spiegazione che mi è molto piaciuta e credo che non sia del tutto sbagliata. Dice così, ecco, quella porta è stretta non solo o non soltanto perché è faticosa, ma è stretta perché è ritagliata a misura di te stesso. È sulla misura della tua persona. Non ne avanzi né da destra né a sinistra, è proprio fatta per te, fatta per te. Perché noi normalmente invece desidereremmo che la porta sia bella, larga, spaziosa, per poterla fare in gruppo, magari con lo sconto comitiva. Se vengono anche gli altri, ci vado anch'io. Se no, no, quella porta devi attraversarla tu, non in comitiva. E a pensarci, è proprio una tentazione, sapete, che possiamo avere. Far dipendere la nostra scelta, le nostre scelte in ordine alla pace da costruire, al perdono da dare, al prendersi cura di qualcosa di impegnativo, far dipendere queste nostre scelte da quelle degli altri. Prendiamo in ordine il problema della pace, ad esempio. Noi siamo bravissimi a fare 100 ipotesi, bisognerebbe che l'ONU facesse questo, bisognerebbe che gli Stati Uniti facessero quest'altro, bisognerebbe che i governi europei facessero questo, bisognerebbe qua, bisognerebbe... siamo campioni. Tutti abbiamo ben chiaro cosa bisognerebbe fare, cosa bisognerebbe che si facesse, e questo fare normalmente è sempre connotato che bisognerebbe che facessero gli altri, quelli che possono. Cosa posso fare io? Oppure bisognerebbe che tutti facessero, con il sottinteso che se non lo fanno tutti è meglio neanche cominciare. Cosa vuoi che sia? Ci vuole ben altro, il solito benaltrismo. C'è qualcosa di vero in tutto questo, dico che sia del tutto sbagliato. Per esempio è stato anche sottolineato, ci vogliono riforme strutturali, non basta solo la buona volontà. Però se tu aspetti che tutte le riforme strutturali siano fatte, non partirà mai nulla. La parola del Vangelo ci dice: smettila di dire bisognerebbe che si facesse, comincia concretamente tu a stabilire rapporti di rispetto, di accoglienza, di perdono, di dialogo, di cura. Insomma, scelte di pace autentica. Comincia tu. E questo ci sta stretto, la porta. Ammettiamolo, vorremmo sempre nasconderci dietro il fatto che bisogna farlo insieme, che bisognerebbe che lo facesse la struttura, che lo facesse la politica, che lo facesse qualcun altro. Ripeto, c'è del vero, ma non è tutto vero. Comincia concretamente tu, ecco la parola del Signore, comincia concretamente tu a fare agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te, e vedrai che qualcosa, magari il piccolo, germoglierà. In questo senso, se ci pensiamo bene, è una questione di speranza, è una questione di speranza, non solo di organizzazione, è una questione di speranza, pellegrini di speranza, seminatori di speranza. Ecco, 3 messaggi mi sembrano anche molto puntuali. Prega di più per la pace, credi, contra spam, sapendo che preghi per qualcosa che umanamente sembra impossibile, prega. Secondo, fa agli altri ciò che desidereresti fosse fatto a te, fa che il tuo desiderio diventi in misura anche di quello che fai agli altri. E terzo, affrontalo, impegnati,
non aspettare che tutto sia pronto, che tutti si muovano, no, tu passa per la porta stretta, sì, però comincia. Fratelli e sorelle, affidiamo a Dio le povertà della nostra umanità e le situazioni di guerra che da ogni parte della terra gridano a Lui invocando giustizia e pace. Preghiamo insieme con fede dicendo: donaci, Signore, la tua pace. Donaci, Signore, la tua pace. Signore, aiutaci a promuovere il rispetto della dignità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, perché ogni persona possa amare la propria vita e guardare con speranza al futuro. Preghiamo. Donaci, Signore, la tua pace. Signore, aiutaci a trovare nuove strade per contrastare la fame nel mondo e concorrere a realizzare nei paesi più poveri attività educative per promuovere lo sviluppo sostenibile. Preghiamo. Donaci, Signore, la tua pace. Signore,
Aiutaci ad assicurare alle giovani generazioni un futuro di pace. Donaci la forza di superare guerre ed egoismi e fa che abbiamo uno sguardo nuovo sulla storia, che sappia andare oltre gli errori del passato e sappia costruire nuovi cammini di riconciliazione e di fiducia. Preghiamo. Donaci, Signore, la tua pace. Signore, aiutaci ad intraprendere il cammino della speranza per poter vedere sempre più vicina la tanto agognata meta della pace, ispirati dalla promessa che quando amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Preghiamo. Donaci, Signore, la tua pace. Signore, aiutaci a disarmare il nostro cuore. Sia una scelta che coinvolge tutti, dai primi agli ultimi, dai piccoli ai grandi, dai ricchi ai poveri. Aiutaci a iniziare dalle piccole cose semplici, un sorriso, un gesto di amicizia, uno sguardo fraterno, un ascolto sincero, un servizio gratuito. Preghiamo. Donaci, Signore, la tua pace. Concedici la tua pace, Signore, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E in questo circolo di perdono concedici la tua pace, quella pace che solo tu puoi donare a chi si lascia disarmare il cuore, a chi con speranza vuole rimettere i debiti ai propri fratelli, a chi senza timore confessa di essere tuo debitore, a chi non resta sordo al grido dei più poveri. Preghiamo. Donaci, Signore, la tua pace. E ora raccogliamo ogni preghiera per la pace nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, perché il regno di Dio si compia tra noi. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato. Siamo davanti a te, o Signore, in noi c'è buio, in te c'è luce. Aiutaci a pregare perché da soli nulla possiamo. Siamo qui a chiederti con insistenza che tu doni la pace a tutti noi e ai nostri fratelli che vivono il dramma dell'isolamento e della guerra. Manda il tuo Spirito perché ci illumini. E anche se non vediamo la tua luce, agisci nell'intimo dei nostri cuori, perché non perdiamo la speranza e la certezza che tu mai ci abbandoni. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà sulla terra come nei cieli. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà gioia limpida nei pensieri. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà una casa per tutti. Pace a voi sia il tuo dono visibile, pace a voi la tua eredità, pace a voi come un canto all'unisono che sale dalle nostre città. Pace
Siamo al termine di questa veglia di preghiera e ringraziamo quanti hanno portato la loro testimonianza e ci hanno dato uno sguardo su come si può aprire anche nel concreto una porta di speranza grazie al perdono, alla pace dentro la vita di ciascuno di noi. Grazie a Don Massimo, il parroco, e al coro che ha animato la celebrazione di questa sera. Doppio complimento al coro perché in questi ultimi giorni siamo arrivati un po' trafelati, ma ce l'abbiamo fatta e abbiamo potuto animare anche questa celebrazione. Un grazie al Vescovo, all'amministratore apostolico, adesso non so come si dice, e grazie a tutti voi, non soltanto per essere qui questa sera, ma anche per l'impegno da qui, uscendo da questa chiesa, a essere costruttori di pace. Alcuni flash da ricordarci. Nell'ultima pagina del libretto trovate anche degli estremi per contribuire, è ancora aperta la raccolta fondi Pro Gaza, un gesto di solidarietà e di pace tramite la Fondazione Caritas Vittorio Veneto e quindi poi il Patriarcato Latino di Gerusalemme. Sapete che la Caritas di Gerusalemme periodicamente entra nella striscia di Gaza a portare aiuti umanitari e con il contatto di Monsignor Marcuzzo desideriamo contribuire anche quest'anno a sostenere il Patriarcato Latino di Gerusalemme in questa azione umanitaria a Gaza. E chiamo anche Maria Grazia dell'Ufficio Missionario, e ringrazio anche per la collaborazione nel pensare questa veglia, che ci ricorda polvere di guerra, non è per costruire la guerra, ma per costruire la pace. Alla Casa dello Studente è operativa fino al 13 di gennaio la mostra Polvere di guerra per costruire la pace. È una mostra itinerante, una mostra anzi interattiva, non itinerante, che arriva dalla diocesi di Piacenza, dalla Caritas di Piacenza, e che vuole essere un'occasione proprio per entrare dentro la dimensione della guerra, per, come dire, sconvolgere quella parte intima di noi, perché è interattiva, quindi coinvolge anche la nostra parte emotiva, e riconoscere l'umanità che ci avvicina a tutti gli altri. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Caritas via email o forse anche via telefono, perché è una mostra di gruppo, dura 2 ore, e noi che l'abbiamo così potuta come dire, concretizzare qui da noi e l'abbiamo vista partecipare da giovani e da persone anche diversamente giovani, abbiamo visto che è molto efficace davvero per comprendere profondamente quello che sta accadendo. Quindi vi invitiamo veramente a cogliere questa bella occasione che è qui da noi alla Casa dello Studente. Durante il canto finale un segno che il Vescovo consegnerà a ciascuno. Da là non lo vedete di sicuro, ma dopo, quando lo avrete in mano, noterete che è una piccola chiave. È piccola perché magari si può appendere al cellulare o in un posto nel portachiavi dove si può avere sotto mano tutti i giorni, così ci ricordiamo dell'impegno e della preghiera di stasera. Una piccola chiave che ci ricorda una porta da aprire, la porta sempre aperta del cuore di Dio, ma anche la porta stretta da aprire con il nostro impegno, la nostra conversione per costruire pace. Invochiamo la benedizione dal Vescovo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore sia accanto a voi per proteggervi, sia dinanzi a voi per guidarvi, sia dietro a voi per difendervi. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.